tutti, pace del Signore, ti invito ad alzarti. Stiamo per dare inizio al culto di questa sera. Prima di iniziare vorrei lasciarvi un versetto. La Bibbia ci racconta di un passaggio in cui Gesù era vicino a una città chiamata Cesarea e Gesù, arrivato vicino a quella città, domandò ai suoi discepoli: chi dice la gente che io sia? I discepoli cominciarono a rispondere: alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia, altri uno dei profeti antichi. E Gesù guardò i 12 e domandò loro: e voi chi dite che io sia? Vorrei che in questo momento tu ti girassi alla persona alla tua destra e chiedessi: e tu chi dici che Gesù sia? Ora guarda la persona alla tua sinistra e domanda la stessa cosa: e tu chi dici che Gesù sia? In quel momento la Bibbia ci dice che Pietro prese la parola e disse: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Se noi siamo qui questa sera perché abbiamo riconosciuto che Gesù è il Cristo, che Gesù è il Messia, che Gesù è il Salvatore del mondo. Subito dopo Gesù gli disse: Pietro, tu sei beato perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Se noi abbiamo riconosciuto che Gesù è il Salvatore del mondo, è perché lo Spirito Santo ha toccato i nostri cuori e ci ha fatto capire questa cosa. Quindi ringraziamo Dio questa serata perché Lui è il Cristo, il Salvatore del mondo. Padre, sii esaltato, sii glorificato, sii benedetto. Ti ringraziamo, Signore, innanzitutto per il dono della salvezza. Se noi siamo qui in questa serata oggi è perché lo Spirito Santo un giorno ha toccato i nostri cuori e noi, Signore, abbiamo potuto capire, comprendere che Gesù non era un essere umano qualunque, non era una persona che era brava a parlare, non era un rivoluzionario. Gesù era il Cristo, il Salvatore del mondo, l'unico nome che dice la tua parola che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati, l'unica via che conduce al Padre. Noi crediamo e confessiamo Gesù come nostro Signore, come nostro Salvatore. Vogliamo pregarti, Signore, per questo culto affinché la tua gloria si manifesti, affinché il tuo Spirito Santo faccia come persone ciò che ha già fatto con noi, convincere che Gesù è il Salvatore del mondo. Onora te stesso in questo luogo, ogni canzone che sarà cantata, ogni persona che ti servirà, colui che predicherà la tua parola, che tutto, Signore, sia fatto per l'onore e la gloria del tuo santo nome, che possiamo uscire di qua riconoscendo ancora una volta chi tu sei, Signore, e ciò che tu hai fatto nella nostra vita. Sii esaltato, sii glorificato nel nome di Gesù. Amen. Facciamo un applauso. Alleluia. Oh, Gesù è glorioso. Tutti insieme. Glorioso. Noi cantiamo glorioso. Noi gridiamo Cristo ti loderò, il tuo nome
ancora più forte colui che è degno. Alleluia. È per Lui che noi siamo qua riuniti questa sera. Chi è pronto a rompere il proprio vaso ai piedi di Gesù? Chi è pronto a rompere il proprio vaso ai piedi di Gesù? Forse tu non sai cosa significa rompere il tuo vaso, ma questa canzone, la storia biblica che c'è dietro a questa canzone è stupenda, perché parla di una donna che aveva, la Bibbia ci racconta che lei aveva molti peccati, ma lei ha deciso di rompere il suo vaso e versare ai piedi di Gesù il suo miglior profumo. Nonostante le persone hanno visto questo gesto di malocchio, l'hanno visto e l'hanno criticata per questo, ma lei in quel momento ha dato la sua migliore offerta a Gesù e ha lasciato a Gesù tutto il suo passato, tutto ciò che non le apparteneva di più. Quindi in questo momento io ti invito, mentre noi canteremo questa canzone, rompi il tuo vaso. Io non so cos'è che tu devi lasciare ai piedi di Gesù, ma io ti invito a fare con tutto il tuo cuore. Se è un peccato, se è una ferita, se è un trauma, se è qualcosa che sta bloccando la tua vita, che sta bloccando la tua crescita, che ti impedisce di raggiungere completamente la croce, io ti invito a questo momento. Chiedi a Gesù. Gesù, non importa il prezzo di ciò che io verserò ai tuoi piedi, perché la tua presenza per me vale molto di più. Tu per me vali molto di più. Io voglio rompere il vaso ai tuoi piedi. Dichiara: sono ai tuoi piedi. Sono ai tuoi piedi per donarti tutto. Ricevi qui Gesù, ricevi qui Gesù, il mio profumo, le mie. Cominciamo da capo. Sono ai tuoi piedi. Sono ai tuoi piedi per donarti tutto ciò che sono, tutto ciò che ho. Ricevi qui Gesù, il mio profumo, le mie lacrime che cadranno. Basta uno sguardo al tuo viso, mi hai perdonato quando io ti ho visto. Tutti i miei tesori e tutti i miei tesori li verserò davanti a te. Io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso. Rompi il tuo vaso ai piedi del tuo amato in questo momento. Io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai tuoi piedi, ai piedi del mio amato.
chiesa che riconosce il valore di Gesù, del profumo che ho versato, io lo verserei ancora. E non importa il prezzo del profumo che ho versato, se la tua presenza vale di più. Importa il prezzo del profumo che ho versato, se la tua presenza vale di più, la tua presenza vale di più. E non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, molto di più, la tua presenza vale di più. Dichiara questo.
tuo fuoco brucia in me e cambia il mio vivere. Sono il tuo tempio, il tuo altare, sacrificio vivo voglio offrire a te. Che la nostra lode non sia un momento, lacrime vuote senza avvivamento. Che il nostro amore non sia mai finto, con le labbra onorarti, ma è lontano dal cuore. A cosa serve avere le poesie più belle, le armonie più brillanti, se non c'è verità in noi? A cosa serve avere tutto ma nulla, con le mie labbra senza anima? Io voglio consegnarmi a te e darti la mia vita con l'adorazione. Alleluia, tutta l'adorazione, tutta la gloria sia data a te, Signore. Che nostra lode non sia un momento, appena lacrime vuote, no, 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 senza avvivamento. Che il nostro amore non sia mai finto, con le labbra onorate, ma lontano dal cuore. A cosa serve avere le poesie più belle, le armonie più brillanti, se non c'è verità in noi? A cosa serve avere tutto ma nulla, con le mie labbra senza anima? Io voglio consegnarmi a te e darti la mia vita con l'adorazione. Io non voglio solo emozionare con le canzoni più belle da cantare, se non sono una canzone che loda te, se il mio cuore non brucia per te. Io non voglio solo emozionare con le canzoni più belle da cantare, se non sono una canzone che loda te, se il mio cuore non brucia per te. Oh, oh, il fuoco brucerà sull'altare. Alleluia, alleluia. Voglio raccontarti una storia. Questa casa è una casa di adoratori. Io tanto tempo fa, nel 2008, 2007, 2009, adoravo il Signore in questa casa con il gruppo di lode che avevamo qui una volta. Ero un ragazzo giovane, ancora non avevo la famiglia. Ma posso dirti una cosa, nel 2017 io ho avuto un incontro. Io ho avuto un incontro con il Signore Gesù. E quel giorno lì ho conosciuto il vero Yeshua Mashiach. E Lui ha fatto bruciare ancora una volta la fiamma del tuo spirito dentro di me. Io voglio raccontare questa esperienza a voi. Non lasciare lo Spirito Santo di Dio.
fuoco brucerà sull'altare, continuamente sull'altare, e non si spegnerà. Dove sono i giovani di questa casa? Il fuoco brucerà continuamente e non si spegnerà. Avvivamento in questa casa, i giorni continuamente sull'altare e non si spegnerà, non si spegnerà. Il fuoco brucerà sull'altare, continuamente sull'altare e non si spegnerà. Un momento, lacrime vuote, senza avvivamento, che il nostro amore non sia mai finto, con le labbra onorarti, ma lontano dal cuore. A cosa serve avere le poesie più belle, le armonie più brillanti, se non c'è verità in noi? A cosa serve avere tutto ma nulla? Io voglio consegnarmi a te e darti la mia vita con l'adorazione. Io non voglio solo mi emozionare con le canzoni più belle da contare, se non sono una canzone che loda a te, se il mio cuore non brucia per te. Io non voglio solo emozionarmi con le canzoni più belle da cantare, se non sono una canzone che loda a te, se il mio cuore non brucia per te. Alleluia. Sta portando un avvivamento in questa casa. Alleluia. Io posso sentire lo Spirito Santo di Dio bruciare i nostri cuori. Dio sta portando un avvivamento nei giovani di questa casa come una volta. Dio non ci ha abbandonato, Dio non ci abbandona mai. Lui è con te, Lui vuole avvivare il tuo spirito, Lui vuole bruciare il tuo cuore. Il fuoco brucerà sull'altare, continuamente sull'altare. La chiesa e non si spegnerà, non è una fiamma passaggera. Il fuoco brucerà continuamente. Lui è presente.
è venuto, Lui è qui. C'è un versetto biblico che c'è scritto nel libro di Levitico, capitolo 6. Ci sono versioni che c'è scritto nel versetto 6, c'è un'altra versione che c'è scritto nel versetto 13, che dice così: che il fuoco arderà, brucerà continuamente sull'altare, non si spegnerà mai. Io voglio dire una cosa a te, che a volte, o c'è un tempo fa, che non senti più la presenza di Dio, che non riesci più a sentire la sua presenza che brucia il nostro cuore. Io so che ci sono gente qua, che ci sono persone che non riescono più a sentire quello che è più prezioso, sentire quello che c'è più valore in nostra vita, che è la presenza dello Spirito Santo. Vado a dire una roba a te, una cosa importante, apri il tuo cuore. Il fuoco brucerà nel tuo cuore continuamente, non si spegnerà mai, perché sei stato scelto da Dio per avere un rapporto con lo Spirito Santo, e Lui è qui questa sera per versare su di te quello che ti mancava, una porzione santa e potente della presenza di Dio, perché Lui è qui, come ha detto il nostro fratello Eto. Sì, Lui è qui, arderà, brucerà il tuo cuore in questa sera, perché Dio sta alzando una generazione nuova in questa chiesa. Sta succedendo in questa chiesa un movimento diverso, un movimento nuovo. Si può vedere la sua presenza che è manifestata nel mezzo dei giovani. Eravamo qua due domeniche fa, questo angolo qua, che c'era delle ragazze che suonavano, che ballavano qua, mentre i giovani, i ragazzi giocavano, le ragazze erano qua che cantavano, che ballavano. Non so se avete sentito cosa è successo. È successo una cosa spettacolare. Erano lì, ballavano, hanno iniziato a piangere. In pochi tempi le lacrime bagnavano la terra, il pavimento, perché piangevano. Quello pianto di ravvedimento, pianto di adorazione, pianto di lode, pianto di io voglio essere più meglio, Signore Gesù, voglio essere migliore, voglio essere santo, voglio essere come Tu vuoi che io sia. Non è stato un istante. In pochi tempo tutta la chiesa era piena, tutti i giovani erano pieni dello Spirito Santo di Dio. C'erano delle ragazze là dentro che sono venute qua. I ragazzi che giocavano adesso non giocavano più, erano qua insieme in adorazione. La presenza è stata manifestata in nostro mezzo, perché Dio sta alzando una generazione nuova in questa città. Sta succedendo qualche cosa nuova in questa città. È iniziato in questa chiesa. Se non senti più il potere di Dio, la presenza dello Spirito Santo, questa sera è il momento giusto per impiegare il tuo cuore davanti a Dio. Io voglio fare questa preghiera insieme a te, perché non possiamo vedere il movimento succedere e non fare nulla, come quelle ragazze che erano qua. I ragazzi che erano lì sono venuti, le ragazze che erano là dentro sono venuti, perché hanno sentito la presenza di Dio e hanno percepito che non possiamo essere fuori di questo movimento che Dio sta facendo in questa chiesa, il nostro giovane. I ragazzi che suonavano qua erano pieni della presenza di Dio. Io voglio pregare. Chiudete i vostri occhi un attimino.
Padre Santo, a tua parola dice in Levitico capitolo 6 che il fuoco non si spegnerà mai sull'altare. Signore Gesù, sappiamo che oggi il tuo altare non è un pezzo di legno, non è un mobile, ma sono tuoi figli. Noi siamo tuo altare, Signore, e vogliamo chiederti in questa sera: vieni, versa su di me il tuo spirito, perché io voglio essere pieno della tua presenza, io voglio bruciare nella tua presenza, io voglio essere pieno del tuo spirito, Signore, perché quello che voglio di più è la tua presenza nella mia vita. Vieni Spirito Santo, brucia questa generazione, brucia la tua chiesa, brucia i tuoi figli, brucia, Signore, in nome di Gesù, perché siamo una chiesa viva, siamo una chiesa che crede nella tua presenza, crede nella tua parola, che crede nella manifestazione dello Spirito Santo. Non siamo una chiesa morta, siamo una chiesa viva. E in nome di Gesù, brucia questa città, brucia i tuoi figli, brucia il nostro cuore, Signore, in nome di Gesù. Alleluia. Non so cosa vedi tu, ma io vedo tante cose belle che sta per succedere in questo luogo, in questa chiesa, in questi giovani. Tante cose, state pronti, sensibili per sentire quello che Dio parlerà nel nostro cuore. Stia sensibile allo Spirito Santo di Dio, sensibile. Possiamo lasciare il tempo passare senza essere in mezzo di questo movimento, di questa cosa che sta succedendo. Non possiamo essere spettatori del movimento di Dio. Spettatori non entreranno nel cielo. Spettatori guarderanno quello che entrano in cielo. Spettatori guarderanno quello che stanno sentendo la presenza di Dio. Non possiamo essere spettatori. Amen? Spettatori, via, fuori. Rovinano tutti. Ma no, non siamo spettatori. Amen? Siamo partecipi. Siamo in centro della manifestazione per la gloria di Dio, in nome di Gesù. Amen? Amen? No, voglio più alto. Amen? Adesso sì mi piace. Applauda Gesù, dai. Alleluia. Alleluia. Più forte, dai. É a Gesù. É allo Spirito Santo di Dio. Lui merita. Alleluia. Alleluia. Glória a Dio. Alleluia. Ai. Alleluia. Glória a Dio. Potete sedersi un attimino, perché adesso ho un po' di avvisi. Prima voglio parlare sul giorno 30.
non so se sapete cosa c'è il giorno 30, non avremo qua il Be Brave, mamma mia, sto dimenticando italiano, português adesso non riesco a parlare neanche português adesso, mamma mia, gloria a Dio. E inglese ancora peggio. Attenti ragazzi, le donne, non avremo qua il Be Brave, però ci avremo qua una bella giornata il 30 di marzo, una domenica alle ore 15, il tè delle donne. Non ho sentito nulla. Non chiederò un'altra volta, dai. Quindi non mancate, venite pure su questo evento perché stiamo guardando tutto quello che sta succedendo in questa chiesa e tutti questi progetti fanno parte di quello che Dio sta facendo. Venite pure, condividere con le tue esperienze. Io so che è un tempo bellissimo e Dio vi benedica. Mamma mia, Gesù amato. Dio vi benedicherà, così? No? Amém. Deus vai te abençoar, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Attenta, un avviso importantissimo. Oggi è l'ultimo giorno per fare l'iscrizione del Seguitimi. Se ti piace fare l'opera di Dio, se hai voglia nel tuo cuore di fare qualcosa che sia nella opera di Dio, deve fare questo corso, è importantissimo, diciamo che è un nord, come lo facciamo, è una istruzione principale di quello che possiamo fare nell'opera di Dio, è importantissimo, quindi non perdere tempo, perché stiamo in crescita, avremo bisogno di operai, avremo bisogno di figli di Dio, meglio dicendo, no? Che sono pieni di Dio, dello Spirito Santo per fare la sua opera, per ingrandire il suo nome in questa città, in questa nazione. Quindi oggi, alla fine del culto, per favore cercate il nostro presbitero Giacomo Pontiroli, nostro pastore Pontirelli. No, oggi è stato una roba impressionante. Alleluia. Amen? Amen, amen? Bom, vediamo qua la prossimo avviso qua. Questa è la Gabi. Ok, grazie. Ok, i giorni 16, 17 e 18 di maggio avremo il nostro evento Beyond, che abbiamo le iscrizioni aperte, in cui parteciperanno con noi i pastori Amy e Vinicius Souza del ministero F-Hop in Brasile e anche il pastore Alessandro Villas Boas. Crediamo che sarà un tempo molto prezioso non soltanto per la nostra chiesa, come per tutta l'Italia, in cui crediamo che Dio innalzerà veri adoratori sparsi per tutta l'Italia. È un evento non soltanto per chi fa parte del ministero di Lode, ma anche per chi ha nel cuore di partecipare, chi ha il desiderio di partecipare di un evento, di un ambiente profetico di adorazione. Quindi se tu hai questo desiderio, le iscrizioni sono ancora aperte, abbiamo il link disponibile sulla bio di Instagram oppure sul gruppo WhatsApp della Chiesa. Importante, abbiamo delle diverse modalità di pagamento, potete iscrivervi soltanto per l'evento che ha un costo di 50 euro, oppure potete partecipare all'evento e prenotare l'alloggio lì, quindi vi sarà offerto l'alloggio e i pasti per tutti e 3 i giorni nell'hotel. Questo ha un costo di 150 euro che potete anche pagare in 2 rate soltanto fino al 20 febbraio. Se vi iscrivete fino al 20 marzo avete questa possibilità di pagare in 2 rate. E per chi si è iscritto già un mese fa e ha selezionato l'opzione di pagare in 3 rate, la seconda rata è in scadenza il 20 marzo, quindi vi invito a fare il bonifico o potete pagare anche qua con il POS e penso che sia tutto. Amen. Non mettete là il prossimo banner, un attimo, perché voglio fare un suspense qua, un attimo.
Chi è stato nell'anno scorso nel nostro ritiro di giovane Wake Up? Chi è stato? Chi c'era? 3, 4, no, c'erano 27 giovani. Abbiamo messo questo tema Wake Up, che voleva dire risveglio. Perché? Perché abbiamo sentito da Dio che era un tempo di risveglio, di partire, una partenza. Avremo bisogno di capire cosa sta succedendo, perché, come avevo detto, non possiamo essere fuori di questo movimento. E, mamma mia, è successo un risveglio. Fino oggi stiamo vivendo questo risveglio. Due domeniche fa abbiamo visto qua. Il Dio è ancora che risveglia il suo popolo, i suoi figli. È ancora. Quindi abbiamo pensato, abbiamo fatto una riunione e guarda ragazzi, dobbiamo fare un altro ritiro. Abbiamo bisogno di fare un altro ritiro per fare questa continuità di questo risveglio, perché adesso sono risvegliato. Ok, cosa faccio adesso? Cosa da fare? Bravo. Come fare per mantenere la fiamma accesa? Per mantenere il fuoco acceso sull'altare? Quindi abbiamo pensato nel on fire. Ah no, Debole, dai! Il nostro prossimo ritiro dei giovani si chiamerà on fire, perché il fuoco deve bruciare continuamente. Siamo già risvegliati, gloria a Dio. Adesso non possiamo lasciare il fuoco si spegnere. Ok? Non abbiamo molti dati, né? Stiamo ancora decidendo qualcosina sul prezzo, sul logo, sui giorni. L'unica cosa che posso dire, questo è il tema che Dio ha messo in nostro cuore, on fire. Il fuoco brucerà, il fuoco mai sarà spento sull'altare me e te. Amen? Nome di Gesù? Andiamo al ritiro? Chi va? Chi vuole andare? No, da 42 in giù. 42 può. Amen? Io so che sarà un tempo prezioso, sono sospetto in parlare perché ho visto quello che Dio ha fatto su quei giorni, ho visto quello che Dio sta facendo e sono sicuro che Dio farà tante cose. Alleluia. Amen. Nei prossimi giorni vi porteremo più informazioni. Ok? Gloria a Dio. Amen. Allora, un altro avviso, l'ultimo. Vi dico io, l'ultimo avviso. In verità non è un avviso. Voglio chiederti di aprire la vostra Bibbia in Marco capitolo 12 dal versetto 41 in poi. Dice così: Gesù andò a sedersi vicino al tesoro del tempio e guardava la gente che metteva i soldi nelle casette delle offerte. C'erano molti ricchi i quali buttavano dentro molto denaro. Venne anche una povera vedova e vi mise soltanto 2 monetine di rame. Allora Gesù chiamò i suoi discepoli e disse: io vi assicuro che questa vedova, povera com'è, ha dato un'offerta più grande di quella di tutti gli altri. Infatti gli altri hanno offerto quello che avevano d'avanzo, mentre questa donna, povera com'è, ha dato tutto quello che possedeva, quel che la serviva per vivere. È strano, un po' strano questa roba. Pensa a te, ad esempio, mettiamo qua, vieni qua per favore Alberto, metti qua la cassa qua. Adesso pensa a te, Gesù era in tempio, vicino dove si metteva i soldi, e lui era qui, vicino, più o meno così.
e guardavano tutti che mettevano i soldi lì. Pensa a te, vieni, tra poco facciamo la preghiera, tu vieni con la tua offerta e io rimango qua, mi resto qua. Hai dato poco. Quella lì ha dato bene, eh? 2 monetine. Pensa a te, la situazione. Era così, è stato così. Questo testo dice che Gesù era lì, vedeva quello che hanno messo lì. E c'erano gente ricchissimi che mettevano molti soldi lì, ma molti soldi. Adesso c'è questa vedova povera com'è, che ha messo soltanto 2 monetine. E Gesù ha detto che questa donna che ha messo soltanto 2 monetine ha messo di più che gli altri, che l'hanno messo lì tanto soldi. Adesso com'è? Quello che è di più è di meno? Quello che è poco è di più? Non riesco a capire. Quanto è di meno, quanto è poco e quanto è tanto? Ti fa pensare, né? Io penso che cosa è di meno? È quello che ti metti qua, quello che non ti serve più. Perché il principio dell'offerta non è quello che ti avanza, non è quello che ti serve, non è il resto. Anche se fosse 1.000 euro, 2.000 euro, ok, benedirai la chiesa, sarà una benedizione, ma non è solo questo discorso che importa, è la tua vita, perché le promesse di Dio è per la tua vita, non è per la mia. Io faccio il miei, tu devi fare i tuoi. Quindi quando pensate in questo discorso offerte, decima, non è quello che ti resta, non è quello che non è importante, è quello che c'è gratitudine, è quello che c'è amore, è quello che c'è rispetto, perché sai che stai offertando all'opera di Dio, perché la predicazione continui, perché la predica va avanti, perché tutti quelli che stanno là fuori sentono la parola di Dio e vengono qua insieme a noi per mantenere la sua casa. Quando mettiamo il nostro cuore su questo principio, nessuno potrà fermare la benedizione di Dio che verrà sulla tua vita. Nessuno potrà fermare, perché viene propriamente dal Signore Gesù. Amen. Quindi quella donna ha messo soltanto 2 monete, e sicuramente quella che ha messo ai nostri occhi pochi è stata benedetta di più che quelle che hanno messo una montagna di soldi. Adesso devo sempre ogni volta quindi se Gilson sta parlando che 2 monetine va bene, se pensi così è già fuori, perché a volte serve come scusa, no, 2 monete, 2 euro qua, va bene. Dio conosce il tuo cuore. Se questi 2 euro è un'offerta di amore, Dio ti benedirà come se potresti mettere qua 1.000 euro, la stessa cosa. Ma che non sia una scusa, perché non dobbiamo essere attaccati a soldi. Dobbiamo sempre fare chiaro che siamo noi che decidiamo su soldi, non il soldi che decide su di noi. Abbiamo il controllo di Lui, non Lui c'è il nostro controllo. Amen? Quindi voglio invitarti a offertare con gioia, a offertare con amore, a offertare con gratitudine a Dio. Amen? Mettiamoci in piedi, facciamo una preghiera. Amen. Gloria a Dio, gloria a Gesù. Siamo grati, siamo contenti, siamo molto, molto, molto felici per essere qua in questa sera, per vivere questo tempo, per vivere questo momento. E
Ti ringraziamo anche perché stiamo vedendo, stiamo partecipando di quello che sta succedendo in nostro mezzo. Ti ringraziamo, Signore Gesù, per ogni anima che è stata alzata, per ogni vita che è stata alzata, per ogni persona, Signore, che oggi si trova felice, bene, con un rapporto bene con il Signore. Ti ringraziamo, Signore, per questa famiglia che vive l'essere uno in Cristo. Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché abbiamo in questa casa, in questa chiesa, una missionaria che non è rimasta soltanto qua, ma sta facendo la tua volontà fuori di questa casa, fuori di questo capannone, che è la nostra missionaria Sônia. Ti ringraziamo, Signore, per ogni centesimi che è stato offerto in questa casa. Ti ringraziamo per ogni padre, per ogni madre che lavorano per sostenere la sua famiglia, la loro famiglia. Io voglio chiederti, Signore Gesù, benedici ognuno di loro. Ognuno di noi, Signore, versa sulla nostra vita la tua benedizione, la tua protezione, Signore, il tuo olio prezioso, e che niente, nulla, Signore, possa fermare i tuoi progetti che hai sulla nostra vita. Em nome di Gesù. Amen. Come tutti sanno, là dietro ci sono le buste per le missioni e puoi fare la sua offerta anche con il bancomat, con la macchinetta, come vuoi. Amen. Glória a Dio. Aleluia. Forte, è il mio amato, il
Signore Gesù, ti ringraziamo, Signore, di tutto quello che ci hai fatto vivere fino adesso, in questa meravigliosa serata, della tua presenza. E in questo momento, Padre, ti chiediamo che tu possa aprire i nostri occhi, i nostri orecchi spirituali, possa aprire la nostra mente all'intendimento della tua parola e che il nostro cuore, Signore, a ricevere i semi che tu vuoi mettere dentro ognuno di noi. Benedici le nostre vite, benedici la tua Chiesa, portando la trasformazione che tu vuoi, facendo la tua volontà in mezzo a noi questa sera. Per questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Pace a tutti. Potete sedervi. Amen. Penso che lo Spirito Santo abbia già ministrato molto questa sera in mezzo a noi, ai nostri cuori, attraverso le lodi, attraverso questo momento profetico del nostro fratello Gilson, no? Che ci ha parlato anche di questa testimonianza di quello che è successo nel culto dei giovani, nel nostro Fusion di 2 settimane fa. Alcuni di voi già lo sapevano, alcuni di voi erano presenti e hanno visto quello che veramente è accaduto con i propri occhi. Alcuni di voi magari non lo sapevano e questa sera avete potuto rallegrarvi nel sentire come Dio sta operando in mezzo al nostro gruppo di giovani. E la parola di questa sera è una parola che Dio ha cominciato a ministrarmi proprio a partire da quello che è successo nel gruppo dei giovani, proprio a partire da quello che è successo quella domenica e che si è ripetuto 2 giorni dopo, no? Perché dopo, il giorno dopo di questo culto meraviglioso, di questo tempo meraviglioso, su richiesta dei giovani, ancora una volta giovani adolescenti si sono trovati qua nel martedì sera, avere un altro tempo di adorazione, un altro tempo di ricerca della presenza di Dio. E insomma Dio sta muovendo qualcosa di meraviglioso in mezzo a questo gruppo di giovani e di adolescenti. E tutto questo, sapete, mi ha spinto, mi ha portato a predicare oggi questa parola. E in realtà poche ore fa Dio mi ha parlato attraverso la bocca di una persona su cambiare un po' il messaggio della predica. Se mi ricorderò durante la parola spiegherò quello che è successo, se non me lo ricordo mi dispiace, ve lo dirò magari privatamente più tardi. Ma voglio iniziare questa parola mettendo una base dottrinale per la Chiesa. Quindi adesso io dirò vari versetti, parlerò varie cose. È più una parte istruttiva, diciamo così, ma penso che sia qualcosa di fondamentale per ogni cristiano. Tutto quello che io andrò a dire in questo momento è più che necessario, è fondamentale. Io credo che esistano pochi temi come questo di cui parleremo questa sera che siano fondamentali per la vita di noi cristiani. E la parola che oggi porterò è una parola che ho già portato in passato, è una parola che probabilmente porterò ancora in futuro, è basata su quella che fino a oggi, non per un mio vanto ma per la gloria di Dio, considero una delle più grandi rivelazioni che Dio mi ha portato sulla sua parola. E come dicevo, per iniziare tutto questo devo partire da una base dottrinale. Creiamo insieme in questo momento una dottrina biblica, ok? Perché? Perché tutti quanti noi che siamo seduti qua siamo amati da Dio, ok? Ma non soltanto noi siamo amati da Dio, coloro che sono là fuori sono amati da Dio, coloro che questa sera sono in moschea sono amati da Dio, coloro che questa sera sono in un centro spiritista sono amati da Dio, coloro che si riuniscono a fare sette di qualche tipo sono amati da Dio. Dio ama ogni essere vivente, Dio ama ognuno di noi, e questa è la stessa parola che ce lo dice.
Ce lo dice nella lettera a Timoteo, quando ci viene detto che Gesù è morto per tutti quanti. E perché Gesù è morto per tutti? Il versetto che viene considerato il più bello dell'intera parola di Dio, Giovanni 3,16, ci dice perché. Perché Dio ha tanto amato il mondo. Dio non ha tanto amato il pastore, non ha tanto amato il ministro di lode, Dio ha tanto amato il mondo, tutti quanti noi, da dare il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Dio ama ognuno di noi allo stesso modo. Dio non ha figli preferiti, Dio non ha figli spreferiti, Dio ci ama tutti. Soltanto che c'è una differenza. È vero che Dio ama tutti quanti, ma non tutte le persone del mondo sono gradite a Dio. Ci sono figli amati, e questo comprende ogni persona. Ci sono figli che sono graditi a Dio, e questo non comprende ogni persona. La parola di Dio ci lascia vari versetti che ci lasciano intendere in che modo essere graditi a Dio. Nella lettera agli Ebrei c'è scritto che senza fede è impossibile essere graditi a Dio, quindi l'avere fede è uno dei requisiti. Ci sono altri versetti che dicono che Dio gradisce coloro che praticano la giustizia, è un tema che più volte viene ripetuto, ma tutti questi sono versetti sparsi qua e là all'interno della Bibbia. Ci sono tanti modi per essere graditi a Dio, possiamo elencarne veramente a decine se andiamo a cercare ogni versetto della Bibbia. Eppure quando noi creiamo una dottrina biblica non ci basiamo su un versetto qua, su un versetto là, ma ci basiamo su un modello ricorrente che noi troviamo all'interno della parola di Dio. E questo modello ricorrente ci porta a intendere in che modo essere graditi a Dio. Per questo vi invito a aprire le vostre Bibbie nel libro dell'Esodo per cominciare questa parola. Al capitolo 28 leggerò i versetti dal 36 al 38. Amen. Dice così: farai anche una piastra d'oro puro e su di essi inciderai come si incide sopra un sigillo santo al Signore. La fisserai con un nastro violaceo sul turbante e starà sulla sua parte anteriore. Qui questo capitolo nello specifico, adesso vado avanti a leggere anche gli altri versetti, ma questo capitolo nello specifico, affinché si possa capire, sta parlando di come si doveva vestire il sommo sacerdote, no? Qua Dio stava spiegando a Mosè in che modo il sacerdote si sarebbe dovuto vestire, e appunto dice che ci deve avere questa piastra d'oro puro con scritto in cima santo è al Signore. Verrà fissata sul turbante e starà sulla parte anteriore di questo turbante, di questo cappello. Starà sulla fronte di Aronne, e Aronne porterà le colpe commesse dai figli di Israele nelle cose sante che consacreranno, in ogni genere di sante offerte. Essa sarà sempre sulla sua fronte per renderli graditi alla presenza del Signore. Amen. Fino a qua. Come ho detto, io considero questi versetti, quella fino a oggi che è la più grande rivelazione biblica che Dio mi ha dato. Ripeto, non è per un motivo di vanto, che magari per qualcuno di voi può sembrare una rivelazione molto banale, ma per me personalmente, per il modo in cui mi è stata data, la considero una grande rivelazione per la mia vita. Perché da qualche anno in realtà stavamo facendo, per chi si ricorda, diversi anni fa, i ritrovi uomini, facevamo i primi culti in casa che abbiamo iniziato a fare noi come chiesa, lo facevamo solo con gli uomini. Uno di questi culti in casa prevedeva la scoperta di un buon obiettivo, no? Come doveva essere un buon obiettivo. E a partire da quel culto io ho cominciato a pormi un obiettivo, che è quello di non più leggere la Bibbia in quantità, ma piuttosto leggere la Bibbia in qualità. In che senso? Che ogni giorno io avrei letto la Bibbia e ogni giorno io avrei ricercato, non mi sarei staccato dalla Bibbia finché non avessi ricevuto un qualche tipo di rivelazione da parte di Dio. E così ho cominciato a leggere la Bibbia, e ogni libro che leggevo, ogni mattina mi svegliavo presto e cominciavo a leggere ogni capitolo. Io uscivo dal capitolo con una rivelazione, che fosse grande, che fosse piccola, ogni giorno avevo questa rivelazione.
finché non ho preso in mano il libro dell'Esodo. Ho cominciato a leggerlo ogni giorno nello stesso modo, un capitolo al giorno, molto meditando su ogni versetto per ricevere queste rivelazioni, finché non sono arrivato a Esodo 28, questo capitolo meravigliosamente, apparentemente senza rivelazioni. Quando mi sono arrivato in questo capitolo qua, ho cominciato il primo giorno, mi sono svegliato presto la mattina, che prima di andare al lavoro mi facevo questo momento di meditazione, un'ora prima di partire per andare al lavoro. Ho letto il capitolo, ho meditato, ho pregato, ma nessuna rivelazione mi è venuta. Ho finito la mia ora di tempo con Dio della mattina senza nessuna rivelazione, era la prima volta che mi capitava. Il giorno successivo allora non sono andato avanti con Esodo 29, ma ho detto no, devo trovare la rivelazione in questo capitolo. Dio mi deve parlare, è il proposito, l'obiettivo che mi sono dato, e l'ho letto ancora e ancora senza rivelazione. Il giorno successivo ugualmente, quello successivo, dopo 2 settimane sullo stesso capitolo, e questo capitolo Esodo 28 ci parla solo delle vesti del sacerdote, no? Quindi magari pensavo, se fosse l'Andrea che legge questo capitolo, che a lei gli piace la moda, lo shopping, i vestiti, magari avrebbe trovato rivelazioni subito, ma io con i vestiti del sacerdote non riesco a trovare una rivelazione. Finché dopo 2 settimane, 15 giorni che ero su questo capitolo qua, Dio ha cominciato a parlarmi attraverso questo versetto, e per questo motivo la considero una grande rivelazione, perché mi è stata data dopo 15 giorni leggendo ogni giorno lo stesso capitolo, mai staccandomi da questo. E insomma Dio mi ha proprio spremuto, e per me è qualcosa di meraviglioso quello che mi ha portato a intendere e a capire quel giorno. E questa è un'esortazione anche per tutta la Chiesa, perché io credo veramente che Dio possa parlare ad ognuno di noi per mezzo della sua parola. E credo che la meditazione della parola, la ricerca di Dio all'interno della sua parola, la ricerca di rivelazioni che possono portare qualcosa di meraviglioso nelle nostre vite, non è qualcosa da fare saltuariamente o casualmente, ma è qualcosa che noi come cristiani dobbiamo fare intenzionalmente e farlo possibilmente ogni giorno della nostra vita. Ogni giorno della nostra vita noi dovremo entrare nella parola di Dio. Noi cristiani evangelici, i cristiani cattolici credono nella Bibbia, sì, ma si basano più sulle rivelazioni orali, sulla tradizione orale che su quella scritta. Noi cristiani evangelici non ci basiamo sulle tradizioni orali, non ci basiamo su quello che è successo successivamente, su quello che è stato tramandato oralmente. Ciò su cui ci basiamo è unicamente la parola di Dio. Lutero ha detto sola scrittura. Noi crediamo in questo, e se noi siamo cristiani evangelici e crediamo in questo, non possiamo fare a meno di entrare in questa sola scrittura in profondità per ricercare la verità che Dio vuole comunicarci giorno dopo giorno. Amen. Bon, quindi ritorniamo al nostro sacerdote e come si vestiva, no? Vediamo che il sacerdote, non vediamo tutte le vesti, ma quella che ci interessa oggi è questa placca d'oro, questa lamina, questa piastra d'oro che era sempre sulla fronte di Aaron, del sommo sacerdote, quando lui andava a sacrificare gli animali per espiare i peccati del popolo. E su questa piastra c'era scritto qualcosa. Abbiamo letto che c'era scritto santo al Signore, o santo all'Eterno. Che cosa significa santo all'Eterno? Quando la parola di Dio usa questa parola santo, prende vari significati dalle persone a cui è applicata. Ad esempio nella lettera a Pietro c'è scritto siate santi come io, o perché io sono santo. In questo caso qua la parola santo riferita a noi è una qualità che noi dobbiamo avere. Noi dobbiamo diventare santi, è un'esortazione che ci viene fatta dalla parola di Dio. Dobbiamo diventare separati per Dio, dobbiamo diventare santificati, purificati, dobbiamo diventare di uso esclusivo di Dio, non più di uso del mondo, di uso esclusivo di Dio. Quindi quando è riferita a noi uomini in questo senso, la parola santo è una qualità che noi dobbiamo avere, ricercare. Ci sono altri modi in cui è usata la parola santo. Paolo scrive agli Efesini dicendo ai santi della chiesa di Efeso, no? Qua è un nome
comune. La parola santi è usata grammaticalmente, in analisi grammaticale, come nome comune, perché si sta riferendo a un gruppo di persone. Noi oggi qua siamo i santi della Chiesa B-Church di Verona. Perché ci chiamano così? Perché siamo coloro che appunto ricerchiamo di essere separati per Dio. Ma quando la parola santo all'interno della Bibbia non viene applicata agli uomini, ma viene applicata a Dio, non ha il compito di definire un gruppo di persone, non ha il compito di definire una qualità, ha il compito di adorare Dio. Così come gli angeli che Isaia vede nella sua visione cantavano santo, santo, santo. Quando la parola santo è riferita a Dio, significa adorazione. Allo stesso modo la piastra che Aronne portava sulla testa era una piastra completamente d'oro. Perché completamente d'oro? Perché all'interno della Bibbia ci sono dei materiali che hanno dei significati. Il materiale oro rappresenta maestà, rappresenta divinità, rappresenta adorazione a Dio. Se noi vediamo come era costruito il tabernacolo, nella parte finale, nel santo dei santi, là dove risiedeva la presenza di Dio, tutto era fatto interamente d'oro, come segno di adorazione a Dio. Allo stesso modo, quando i magi vanno a trovare Gesù bambino, se vi ricordate, loro arrivano a Gerusalemme, vanno nel palazzo del re Erode e gli dicono abbiamo visto la stella del re dei Giudei, sapete dirci dov'è? Perché siamo venuti qua per adorarlo. C'è scritto questo in Matteo 2, versetto 2. E quando i magi arrivano da Gesù, gli portano 3 doni. Il primo di questi è l'oro, come segno di adorazione alla divinità di Gesù, alla divinità di Dio. Quindi questa piastra che Aronne metteva sulla sua testa era una piastra che rappresentava completamente nel suo materiale e nella scritta che c'era all'interno l'adorazione verso Dio. E perché doveva avere questa piastra sulla fronte? A che cosa serviva questa piastra sulla fronte? L'abbiamo letto nell'ultimo versetto che abbiamo letto. Aronne porterà le colpe dei figli di Israele nelle cose sante che consacreranno in ogni genere di sante offerte. Esta sarà sempre sulla fronte di Aronne quando facevi i sacrifici, per renderli graditi alla presenza del Signore. Attraverso questo versetto noi possiamo individuare che attraverso l'adorazione noi diventiamo graditi a Dio. Tutti noi siamo amati, ma se vogliamo essere graditi a Dio, quello che dobbiamo fare è adorare. Come ho detto, per fare una dottrina non ci si può basare su un solo versetto, su un solo passo, ma tutta la Bibbia, dall'Antico al Nuovo Testamento, ci parlano dell'adorazione come il modo per diventare graditi a Dio. Nel libro del Levitico noi vediamo una infinità di diversi modalità, di sacrifici diversi che le persone dovevano fare per espiare i propri peccati o per altre cose. E questi sacrifici sono diversi per il tipo di animale che veniva usato, per il tipo di carni che venivano fatte bruciare, per il tipo di carni che dovevano essere mangiate dai sacerdoti, ma in tutti questi sacrifici c'è una cosa in comune, che il grasso dell'animale doveva essere fatto bruciare sull'altare. Perché? Affinché salisse a Dio un profumo di odore soave. Il profumo di odore soave, così come l'oro, è segno di adorazione verso Dio. Per questo nel luogo santo c'era quell'altare degli incensi, un altare fatto completamente di legno e rivestito d'oro. Fatto di legno perché il legno rappresenta l'essere umano, rivestito d'oro perché l'oro rappresenta Dio. E questo altare indicava la relazione che ci deve essere tra Dio e l'uomo, tra l'uomo e Dio, ovvero una relazione di adorazione, perché su quell'altare venivano fatti bruciare degli incensi che salivano come adorazione verso Dio. Tutto ciò che rappresenta questo, tutto ciò che rappresenta questo odore soave che sale verso Dio è un segno di adorazione, e l'adorazione affinché possa essere gradito a Dio. C'è un
un episodio molto famoso all'interno della Bibbia che riceve molte interpretazioni diverse. Questa sera voglio darvene un'altra che magari alcuni di voi non hanno mai sentito, ma che credo che partendo da questa base può avere molto significato. È l'episodio di Caino e Abele. Tutti quanti voi conoscete la storia. Caino decide di fare un'offerta di frutti a Dio. Abele allora, vedendo suo fratello, decide anche lui di fare un'offerta a Dio. Prende i primogeniti del suo gregge e li offre a Dio. Dio guarda con favore l'offerta di Abele al posto di quella di Caino, e Caino si arrabbia e, come sapete, uccide suo fratello. Molti teologi, molti pensatori dicono che Dio ha preferito l'offerta di Abele perché ha offerto degli animali e non dei frutti, e quindi il fatto di offrire degli animali è come una tipificazione del successivo, del futuro sacrificio di Cristo, no? L'agnello perfetto che è morto per noi. Altri teologi giustamente dicono che Dio ha gradito di più l'offerta di Abele perché Abele ha offerto le primizie del suo gregge e quindi ha onorato Dio attraverso queste primizie. Ma c'è un'ulteriore interpretazione che voglio condividere con voi. Per questo, se puoi mettere Genesi 4 dal versetto 3 in avanti, che dice così: avvenne dopo qualche tempo che Caino fece un'offerta di frutti della terra al Signore. Abele offrì anch'egli dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. Ancora una volta vediamo come il grasso è all'interno del sacrificio. E che cosa succede? Che Dio gradisce di più l'offerta di Abele di quella di Caino. In Ebrei al capitolo 11 c'è scritto: per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Per mezzo di essa gli fu resa testimonianza che egli era giusto, quando Dio attestò di gradire le sue offerte. Ancora una volta noi vediamo che attraverso l'offerta del grasso Dio gradisce l'offerta che noi facciamo. Fratelli, l'adorazione a Dio non è qualcosa che noi possiamo lasciare di lato nella nostra vita, anzi deve essere il centro della nostra vita. Molti dicono che Dio ci ha creato per adorarlo. Può essere vero, non so se veramente è questa l'effettiva verità, ma sicuramente se non ci ha creato per adorarlo, ci ha salvato per adorarlo. In Efesini al capitolo 1, al versetto 6 ci viene detto che Dio ci ha predestinati, ci ha amati, ci ha eletti fino dalla fondazione del mondo per la lode sua, affinché noi lo potessimo lodare. L'adorazione è qualcosa che è il significato e deve essere il centro della nostra vita. E quando noi adoriamo Dio, noi diventiamo graditi a Dio. Allora, in che modo noi possiamo adorare Dio? Gesù in Matteo 15, riferendosi ai farisei, prende un testo del profeta Isaia, quando Isaia diceva: questo popolo mi adora con le sue labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Che cosa significa? Che non dobbiamo più cantare a Dio, che non dobbiamo più adorare con le nostre labbra? Non è così, no? Il salmista Davide, Salmo 69, versetto 30: celebrerò Dio con un canto nuovo, lo adorerò con le mie lodi. Noi dobbiamo sì adorare con le nostre labbra, ma ciò che conta più di tutto non è il modo in cui noi lo adoriamo, ma l'intenzione con cui noi lo facciamo, la motivazione che ci spinge a farlo. Che cosa c'è nel nostro cuore che ci spinge ad adorare Dio? E allora sì, se noi abbiamo la giusta intenzione, se noi veramente vogliamo adorarlo perché lo amiamo, perché sappiamo chi Lui è, perché abbiamo conoscenza di Lui, perché abbiamo conoscenza di quello che Lui ha fatto e lo ringraziamo e lo celebriamo per quello che Lui ha fatto e per chi Lui è, per quello che ancora farà. Se noi lo facciamo in questo modo, se il nostro cuore è vicino a Dio, allora la nostra adorazione sarà ben accetta. Sarà ben accetta la nostra adorazione con la lode, sarà ben accetta la nostra adorazione con la danza, sarà ben accetto il nostro culto del sabato sera, con tutto quello che avviene all'interno del nostro adorarti.
Saranno ben accetti i nostri culti in casa. Fratelli, non negligenziate i vostri culti in casa, i vostri momenti di adorazione nelle vostre famiglie. Il primo tempo di adorazione che noi dobbiamo avere deve essere noi in particolare con Dio e poi noi con le nostre famiglie verso Dio. Oggi come oggi, purtroppo il culto in casa, l'adorazione in casa con la propria moglie, il marito, i figli è qualcosa che è passato molto in secondo piano. Ci basta adorare Dio da soli o a volte neanche questo, e magari risparmiamo questo momento di adorazione solo e unicamente per il sabato sera. Ma abbiamo visto che l'adorazione è ciò che ci rende graditi a Dio. E essere graditi a Dio, fratelli, non è qualcosa di dire ah che bello, sono gradito a Dio. No, essere graditi a Dio è ciò che ci apre le porte per il paradiso. Essere graditi a Dio è ciò che ci farà passare incolumi dal giudizio del grande trono bianco. C'è scritto nella seconda lettera ai Corinzi, per questo ci sforziamo di essere graditi, di essergli graditi. Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia nel bene che nel male. Quindi l'essere graditi a Dio è qualcosa che ha tutto a che vedere con come noi, con ciò che ci succederà nell'aldilà, nel paradiso, al giudizio finale che noi vivremo. Noi dobbiamo sforzarci di essere graditi a Dio, fare il nostro meglio per essere graditi a Dio, e attraverso l'adorazione noi siamo graditi a Dio. E come ho detto, nelle nostre case spesso è molto negligenziato il culto a Dio, l'adorazione a Dio, ma è qualcosa che deve essere portato avanti intenzionalmente da tutti quanti noi. Tu che hai figli, comincia a avere momenti di adorazione con i tuoi figli. Se non ce l'hai, abiti con tua moglie, con tuo marito. Se non hai né moglie né marito, prendi dei momenti di adorazione con chiunque c'è nella tua casa o con chi ci sarà un giorno. Oggi stavo parlando con la sorella Nora, sto ascoltando solo musiche cristiane in spagnolo praticamente. Il nuovo mood è la lingua spagnola. E i bambini l'ascoltano insieme a me, no? Benjamin e Liam, veniamo in chiesa, dovunque andiamo in macchina, solo lodi in spagnolo, e tutti e tre cantiamo in spagnolo, urlando in macchina, che sembra quasi più che parliamo in lingue, perché nessuno sa lo spagnolo di noi tre, quindi tutti noi sbagliamo le parole, ma ci piace, abbiamo questo tempo di adorazione insieme, io, Benji e Liam. È qualcosa che noi dobbiamo coltivare nelle nostre case, no? È lo stesso modo, non soltanto farlo per ridere, ma farlo mettendoci impegno in quello che facciamo. L'adorazione è qualcosa che noi dobbiamo fare dando il massimo impegno. Adorare è dare il massimo impegno, consegnare noi stessi a Dio. Quando noi porti i bambini a dormire la sera, facciamo la preghiera prima di dormire. Se loro ripetono quello che io dico, ma certe volte magari lì è un po' stanco, no? Vuole soltanto dormire o vuole solo bere il biberon, e allora non si impegna molto, no? nel pregare, nel ripetere quello che dico. E allora dico, no, adesso ricominciamo da capo, rifacciamo la preghiera tutta di nuovo. Dobbiamo insegnare che l'adorazione a Dio è qualcosa da prendere molto seriamente. Adorare Dio, fratelli, se non è la cosa più importante della nostra vita, perché magari al primo posto possiamo mettere la nostra salvezza, ma sicuramente è la seconda più importante. È più importante di leggere la parola, è più importante di pregare, è più importante di digiunare. Adorare Dio è ciò per cui noi siamo stati salvati. Che quindi, fratelli, ognuno di noi possa veramente cominciare a vivere una vita di adorazione. Perché Dio, quello che cerca non è adorazione in sé. Quando Gesù ha quella bella conversazione con la donna samaritana, è molto chiaro. Dice, Dio sta cercando adoratori. Dio non sta cercando adorazione, Dio è pieno di adorazione lassù in cielo. Ci sono angeli, ci sono creature viventi, chissà cos'altro c'è là, che tutto il giorno, tutta la notte, tutto il tempo lodano Dio.
Dio non sta cercando adorazione, Dio sta cercando adoratori. Nel libro del profeta Amos, al capitolo 9, versetto 11, c'è una profezia in cui ci viene detto che la casa, la capanna o il tabernacolo di Davide saranno restaurati da Dio. Che cosa si intende quando si dice questa casa di Davide? Non si sta parlando solo e esclusivamente del Tempio dello Spirito Santo che oggi noi siamo. La casa di Davide era la casa dell'adorazione. Davide è il più grande simbolo di adorazione, di adoratore che noi troviamo all'interno della Bibbia. Quello che Amos sta dicendo e che poi viene ripreso dagli apostoli nel Nuovo Testamento quando si viene a spiegare in che modo i gentili avrebbero dovuto vivere la loro vita cristiana. Noi dobbiamo restaurare una casa di adorazione a Dio. Non solo un tempio per lo Spirito Santo, ma un tempio che adora lo Spirito Santo. Per questo motivo Dio mi ha portato a portare questa parola oggi, perché 2 domeniche fa, come è stato detto, c'è stato un muovere di adorazione incredibile nel gruppo dei giovani. Ma sapete, io ho cominciato a preparare questa parola successivamente a delle testimonianze che mi sono state date dai giovani, perché alcuni dei giovani mi hanno detto: martedì, la seconda volta che ci siamo trovati, è stato un tempo meraviglioso, grande presenza di Dio, sovrannaturale, però pastore, domenica è stato proprio il top, no? Martedì è stato bellissimo, ma domenica è stato ancora meglio. La prima volta che ci siamo trovati, quando è successo tutto per la prima volta, è stato proprio meraviglioso. E quando mi è stato detto questo da 2, 3, 4 giovani, io ho cominciato a preparare una parola, un ragionamento sul perché domenica è stato meglio del martedì. E da ormai più di una settimana fino a oggi, quasi ogni giorno mi chiedevo: Dio, ma sarà che veramente devo portare questa parola parlando del perché un giorno è stato meglio dell'altro? Per quanto fossi sicuro di quello che volessi dire, pensavo magari qualche giovane potrebbe interpretare male quello che voglio dire, magari può diventare un ostacolo, magari, non lo so, quello che voglio dire potrebbe bloccare un po' questo tempo di adorazione. Fino a oggi, questa mattina, sono uscito con alcuni fratelli e appena sono arrivato a casa mi sono chiesto ancora una volta questa cosa: sarà che veramente Dio è oggi il giorno? Sarà che veramente devo portare questa parola in questo modo? Appena prendo il telefono in mano c'è un messaggio del pastore Paolo, no? Che ormai tutti quanti voi già conoscete, il nostro caro pastore dalla Svizzera, il nostro caro amico. È un messaggio audio di 3 minuti, se volete posso farvelo anche ascoltare, che mi dice: guarda pastore Enrico, ho una parola del mio mentore. Il suo mentore è un pastore molto, molto anziano, ormai penso che ha più di 80 anni, e il mio mentore ha detto così: non ostacolare quello che Dio vuole fare in questo gruppo di giovani. Dio ha portato un grande risveglio in questo gruppo. Io, fratelli, sto tremando finché vi dico queste cose, perché non c'era modo che lui sapesse quello che volevo predicare, non c'era modo che lui sapesse niente di quello che stava succedendo, ma il mentore del pastore Paolo ha detto: non fermare, non ostacolare, non mettere ostacoli, impedimenti davanti a quello che Dio sta facendo, perché Dio sta portando un risveglio in questo gruppo di giovani, qualcosa che è già stato detto prima da Gilson, e ogni risveglio delle chiese parte da giovani. Questa parola ci dà 3 certezze, fratelli, questa parola profetica, e io sono una persona che quando sente una profezia sempre fa un passo indietro di solito, ma quando sento una profezia che non può essere venuta da nessun'altra parte se non da Dio, quando lo Spirito Santo la conferma nel mio cuore, sono il primo a esclamarla a alta voce, a basarmi su questa per vivere il tempo della nostra Chiesa. Questa profezia ci dà 3 certezze. La prima certezza: io avrei dovuto portare una parola che poteva in qualche modo ostacolare quello che stiamo vivendo, ma Dio ha preso cura di ogni dettaglio di quello che sta vivendo il gruppo dei giovani.
E noi possiamo glorificare Dio per questo. La seconda parola di cui noi abbiamo la certezza è che Dio vuole continuare a portare un risveglio in questo gruppo dei giovani. E quindi non dobbiamo fermarci in quello che stiamo facendo, in questo movimento che si sta creando. La terza certezza non è per il gruppo dei giovani, la terza certezza è per tutti coloro che non sono giovani. Perché i risvegli partono dai giovani, sì, ma si espandono in tutta la Chiesa. Fratelli, Dio sta portando un tempo, come è già stato detto questa sera, come è stato già profetizzato dal tempo di lode, come è già stato detto da Gilson. Dio sta portando in mezzo a noi un tempo nuovo, un tempo profetico, un tempo di risveglio, e tutto questo parte dall'adorazione che noi facciamo a Lui. Ogni risveglio parte dall'adorazione che noi facciamo a Lui. Perché quando noi siamo graditi a Dio, Dio versa su di noi la sua gloria. E in che modo essere graditi a Dio? Attraverso un'adorazione che viene dal nostro cuore. Per questo motivo io ti invito a alzarti in piedi in questo momento, per terminare questa serata, per terminare questo culto insieme. E io voglio invitarti a lodare Dio con tutta la tua forza. Non con tutta la forza della tua voce, non con le tue labbra, non con la tua bocca, ma con tutta la forza del tuo cuore. In questo momento non avere vergogna, non avere timore, non avere paura. Ciò che ti rende gradito a Dio è come tu lo adori. Ciò che ti rende gradito a Dio è come tu lo ricerchi. Ciò che ti rende gradito a Dio è come tu ti consegni completamente a Lui. Questo è adorare Dio, consegnarsi completamente a Lui, dare a Lui il meglio di noi. Sì, l'adorazione è composta da lodi, è composta da danza, da queste arti, ma non solo da queste. L'adorazione è composta da ogni singolo gesto che noi facciamo nella nostra giornata. Se ogni singolo gesto è qualcosa che noi consegniamo a Dio e facciamo con il nostro miglior modo per Lui. Tutto ciò che noi consegniamo a Dio e lo consegniamo con tutto il nostro cuore è adorazione a Dio. In Magia Gesù non hanno portato lodi, non hanno portato danza, hanno portato oro, incenso e mirra. Quando noi consegniamo ciò che di meglio abbiamo a Dio, noi lì lo stiamo adorando. E quando Dio vede che la nostra adorazione non viene dal limitare gli altri, non viene dal modo che noi cantiamo bene, dal modo in cui siamo intonati, ma quando Dio vede che la nostra adorazione viene dal nostro cuore, noi lì diventiamo figli amati e graditi a Lui. E le porte del cielo sono aperte per noi e sono aperte su di noi. Io credo in questo risveglio che Dio ha cominciato a portare nel gruppo dei giovani, e credo che questo risveglio si estenderà in tutta la Chiesa. Ma affinché questo avvenga, questa Chiesa deve essere una Chiesa di adoratori. Questa Chiesa non può essere una Chiesa di persone sedute al proprio posto, ascoltando un gruppo di lode che canta. Questa Chiesa non può essere un gruppo di persone sedute al proprio posto, ascoltando un predicatore che predica. Questa Chiesa deve essere una Chiesa che ricerca costantemente la presenza di Dio e che lo adora con tutto il proprio cuore. Che in questo momento ognuno di noi, singolarmente, anzi, se sei vicino a una persona della tua famiglia, abbraccia la persona della tua famiglia e comincia a lodare insieme a lei, comincia ad adorare insieme a lei. Fai diventare questo momento un momento di adorazione familiare e fai sì che questo possa continuare nelle vostre case. Ma in questo momento adoriamo insieme Dio, adoriamolo con tutto il nostro cuore, adoriamolo così tanto che Dio possa guardare verso di noi questa sera e dire: ecco una Chiesa che mi è gradita, la mia mano è su di loro e il risveglio arriverà. Nel nome di Gesù il risveglio arriverà. Lodiamo il Signore insieme. Amen.
che cresca in me il carattere di Cristo e del tuo spirito. Fammi amare ciò che ami, dammi la tua forza per sradicare dal mio cuore ciò che non è tuo. Io voglio stare vicino a te, desiderare di piacere a te. Io voglio fare la tua volontà e adorarti. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorarti. Per adorarti. Dammi il tuo cuore, Padre, e che cresca in me il carattere di Cristo e del tuo spirito. Fammi amare ciò che ami, dammi la tua forza per sradicare dal mio cuore ciò che non è tuo. Io voglio stare vicino a te, desiderare di piacere a te. Io voglio fare la tua volontà e adorarti. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorarti. Per adorarti. Per adorarti. Chi salirà sul monte tuo, chi resterà davanti a te. Fai che sia io, fai che io veda la gloria tua. Chi salirà sul monte tuo, chi resterà davanti a te. Fai che sia io, fai che sia io, fai che io veda la gloria.
davanti a te. Fai che sia io, fai che io veda la gloria, la gloria. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo soltanto per adorarti. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca più di tutto. Padre, dammi mani pure, alzerò verso il cielo per adorarti, per adorarti, per adorarti, per adorarti. E questa è la generazione di coloro che Dio sta cercando. Adoratori che adorano in spirito e verità. Tabernacoli di Davide, case di adorazione. Che noi possiamo essere queste case. Che noi possiamo essere il luogo in cui Dio può essere adorato ogni giorno. In cui Dio può essere esaltato ogni giorno. In cui ogni giorno noi pensiamo a Lui e diamo il nostro meglio per Lui. Che ognuno di noi possa essere questo adoratore gradito a Dio. E io credo che noi vedremo qualcosa di sovrannaturale succedere in mezzo a noi. Qualcosa che è cominciato da questo gruppo di giovani, ma che presto si estenderà in tutta la Chiesa del Signore. Che la nostra adorazione possa essere intenzionale, che la nostra adorazione possa essere domestica nelle nostre case, che la nostra adorazione possa essere la nostra stessa vita. Paolo dice: offrite i vostri corpi in sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, un sacrificio di adorazione a Lui. Questo è quello che noi dobbiamo essere. Signore Gesù, qua c'è la tua Chiesa davanti a te, una Chiesa di adoratori, una casa di adorazione, un luogo in cui tu puoi avere la libertà di muoverti, un luogo in cui noi cerchiamo la tua presenza e il versamento della tua gloria in mezzo a noi. Benedici, Signore, questo luogo, benedici queste famiglie, benedici queste case di Davide, questi templi di adorazione. Rendici sempre di più perfetti, così che possiamo adorarti in spirito e verità. Tu sei la ricerca di adoratori, che in questo luogo, in questo tempo, tu possa trovare questi adoratori. Che il tuo risveglio scenda su di noi con Spirito Santo e con fuoco sulle nostre vite. Scendi, Dio, sulla tua Chiesa, una Chiesa santa, una Chiesa che ti adora, il sacerdozio che tu hai scelto per te. Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, ricevi la nostra adorazione e investi questo popolo col tuo Spirito e con la tua gloria. Insegna a noi, diamo a tu la sua
nessuno come te, non c'è un altro uguale, solo tu sei santo, santo. Non c'è un altro uguale, solo tu sei santo, santo. Non c'è nessun altro, non c'è un altro uguale, solo tu sei santo, santo. Santo, santo, Dio potente, santo, 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 Dio potente. Possiamo sentire la Chiesa? Santo, santo, Dio potente, santo, santo, Dio potente. Santo, 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 unico, Dio potente, il nostro Dio, santo, santo, Dio Tutta la gloria a te, tutto l'onore a te, Gesù, Gesù, Gesù.
tua igreja está clamando, Jesus. Faz chover. Faz chover. Abre as comportas Hoje à noite. E faz chover sobre nós. Abre as comportas dos céus. Aleluia. Faz chover. Faz chover. Abre as comportas do céu. Aleluia. Puoi dichiarare così: il fuoco non si spegnerà su questo altare. Battiti qua e grida a Dio: il fuoco non si spegnerà su questo altare. Il fuoco non si spegnerà su questo altare. Il fuoco non si spegnerà su questo altare. Questo altare è per Dio. Questo altare è per Dio. Questo altare è per Dio. E il fuoco non si spegnerà su questo altare. Puoi fare un applauso al Signore. Tu la tua migliore adorazione a Lui. Scusa se abbiamo passato un po' l'orario questa sera. Ma tanto dove possiamo andare noi? Solo qua sentiamo parole di vita eterna e solo qua sentiamo la presenza di Dio. Amen. Ma dobbiamo terminare la nostra serata. Se volete vivere un tempo intenso di presenza di Dio, vi invito tutti quanti al prossimo culto dei giovani. Ma venite dopo il culto, quando finisce il culto alle 6, comincia il culto quello vero, fino alle 11 di sera, lodando Dio. Quanto è meraviglioso il nostro Dio, no? Perfetto in ogni cosa. Amen. Dobbiamo festeggiare i compleanni di questa settimana. Abbiamo tanti compleanni anche da festeggiare, quindi vi invito ai nostri festeggianti per poi terminare il nostro culto al Signore. Paolo, Marcos, Raffaella, qualcun altro ha compiuto gli anni nell'ultima settimana? Possiamo stendere le nostre mani verso di loro per benedire questo anno di vita. Amen. Signore Gesù, ti ringraziamo, Signore, per le vite dei nostri fratelli Marcos, Paolo, della nostra sorellina Raffaella. Ti ringraziamo di questo nuovo anno che hai messo davanti a loro, e come Chiesa in questo momento ti preghiamo, ti chiediamo, Signore, che tu possa riempire questo anno con la tua gioia, con la tua allegria, con
le realizzazioni, le gioie, le conquiste che vengono da te, Signore, con la tua pace, con la tua salute e come ci hai fatto vivere questa sera con la tua presenza costante nelle loro vite, nelle loro case, nei loro cuori. Per questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Allora, per terminare la nostra serata possiamo fare così con le nostre mani per ricevere la benedizione apostolica, la benedizione da parte di Dio, chiedendo a Dio che tutto quello che abbiamo profetizzato e chiesto sulle vite dei nostri fratelli possa essere anche sulle nostre vite, sulle nostre case in questa settimana, che la gioia che viene da Lui, la sua allegria, la salute che viene da Lui possa riempire le nostre case, la sua pace, la sua unione possano legare ancora di più le nostre famiglie, e chiediamo che l'amore di Dio Padre, che la grazia di suo Figlio Gesù Cristo e che la comunione con lo Spirito Santo di Dio sia con tutti quanti noi, e come uno in Cristo possiamo dire Amen.